arrivas. No, però così inizia a essere scomodo. Scusa se ti passo da uno spezzone all'altro così senza nessun sillogismo. Però, perché, guarda, occhio. Cavolo, mi è già saltato a 2 di 4. Cioè non è a 2 di 4, però io così non mi regolo tanto bene col GPL, hai capito? Adesso che ho paura che è una roba costosa cambiare il galleggiante, perché quella volta di Scarosso per cambiare una valvola mi hanno chiesto un fottio di soldi, un'esagerazione che mi vergogno a dire, di manodopera. Purtroppo da noi qua è così. E quindi, boh, guarderò i giorni. Eh sì, guardo quanto mi dura. Italia, oggi volevo spiegarti il problema di non avere il gavone comunicante. Abbiamo qua Fabio da Vicenza e mia mascherina la gointa il gavone? Mascherina per coronavirus. Angolo culturale, le puntine del mondo. Lezione di Veneto. Oggi abbiamo i cocai. Stavo spiegando a Fabio che in questi giorni, no, per provare l'obiettivo, mi sono fatto una cultura di gallinelle d'acqua, cormorani e cocai. Fabio se ne esce, da Veneto addirittura, con cos'è i cocai? Cosa sono i cocai? Sono i gabbiani! Ma no, i cocai, qua sen qua. Casa sua se casa sua, qua sono i cocai. Là c'è un'altra razza, i cosi, là, come gabbiani? Ah, i gabbiani. Quindi a Vicenza, anche parti là, i gabbiani. Qua, da parti nostre, i cocai. Quindi se li vedi uno volare, dici, ah, che bello il cocai che vola, hai capito? Occhio. Giornata fantastica. La bella vita del Christian Dior qua, porca miseria, buongiorno Tosatti. Sì, giornata fantastica, sì, veramente. CP, hai visto? Sai pai! Insomma, I bicchieri da mezzo litro per il prosecco, porca troia, zero, Italia. proprio per mattina, cioè, Mamma poco, mia, no? prima mattina. Io il taste, sì ragazzi, sì. Prima estate, ragazzi. Corsa, corsa, che ho perso lo sprint iniziale e adesso basta, si è calmata. È finito. È il corso? Abbiamo la nostra età, vedi, la corsetta dura poco, vedi, capo, devi essere pronto. No, patatine, tu sai. Adesso cambio. All'alba vincerà. E prima mattina? Prima mattina sì. Così presto? La musica del Marco. Marco, Perché diceva Fabio, no, che il giardino di oggi gli piace molto, però gli ho detto guarda, mi dispiace ma i signori qua hanno solo da insegnarci e loro si sono fraccati in riva al mare proprio. Marco aveva freddo, magari ha dei reumatismi. Canottiera. Dobbiamo stare riparati. Trova adesso la voglia di andare a Liu Piccolo. Cioè sì, c'è la voglia, però no, guarda qua. Insomma, dai. No, beh ragazzo, si vedi negli scogli c'era la toppa locale e che toppa, solo che io avevo la GoPro, ragazzo, cioè ci voleva l'obiettivo della Sony per condividere la toppa con te, però la B-toppa, esatto, perché sono due toppe, ma la vedi anche dalla postura, vedi adesso si è spostata. Italia, che vita di merda, Ritorno agli anni 90. People in spiaggia. Ciao signora. A CP piace questa canzone. CP hai imparato a ballare? Tipi dance. Angolo culturale, le spaghettate del mondo, le puntine del mondo, no, non sono embriago, no. Allora, oggi
il canale consiglia dei spaghettini di Fabio integrali con la salsa di rucola di Singano, con il grana a scaglie di Marco, no, non so imbriago. Accompagnato tutto da un prosecchino di pianura. Allora, niente, c'è troppo sole oggi, allora. No, ho sbagliato, non pesto di rucola, bensì qua il condimento alle cime di rapa, che per me è la stessa cosa perché c'è sempre robe verdi. Quindi sempre per il discorso angolo culturale culinario delle puntine del mondo, con le cime di rapa non mettiamo le scaglie di grana, bensì il grana già grattato. E dopodiché occhio dove ti porto, occhio che ristorante. Giusta, quindi sarà da sontare qualcosa. Intanto lo skate a caricare, perché se poi andiamo lì piccolo, almeno loro si muovono in bici, io mi muovo con lo skate. Era già bello carico, però non si sa mai che magari facciamo 20 km, hai capito? Cos'è che l'è? Ma se vuoi te lo tiro fuori, ma non serve, basti fare un pugnetto. Non sa. Angolo culturale. Non è più locale, non è più locale di delle prima. puntine del mondo. Abbastanza è la bilancia. Ma vuoi la bilancia? Vuoi la bilancia? Da posto. Basta un pugnetto. Sì, dai, appunto. Senti. Si abitua a pugnette te, Marco. Hai ragione. Quindi una pugnetta delle tue, guarda, siamo tutti felici. Cioè, prendo così e faccio una pugnetta di Più o pasta. meno così. Le puntine del mondo non è un canale omosessuale, però cazzo, cioè come potevi dire di no sta roba? Cioè ci manca praticamente la candelina, la vista c'è, yeah. Solo che invece di essere qui con la toppa dell'Alessia sono con questi due qua, però beep. Sì, gli lenti in questo ristorante. Vabbè, intanto che aspettiamo il cameriere, prosecchino. Ho fame. Marco! Oh, sta arrivando il cameriere! Che venga al nostro tavolo. Bella la location, a cui ho dato 8, però il servizio lascia un po' a desiderare. Per questo il mio voto è stato 4. Ah, che non è per loro! Eccoci qua. Spaghetti alle cime di rapa? Le cime di rapa. No, è nostro. È nostro, prego. Per quanti? Per 3. Bene, E grazie. via. Buon appetito Italia! Ma veramente incredibile. Quindi ci mettiamo un po' di grana, che è dannosissimo per la salute, Perché toglie il calcio. anche Lo dà, lo toglie. in più acidifica molto. Toglie. E via di cattiveria con aglio e Anche il vento porta via peperoncino. tutto il vento. I teenager dell'epoca social, guardali i teenager dell'epoca social. Vado a prendere il CP, poretta, no, ero sovrappensiero, non ci ho neanche pensato, povera anima, è là in camper, sai, non so. Nel frattempo denota il parcheggio di Fabio che ha occupato 3 posti camper. Sono i famosi parcheggi in modalità privacy. Cazzo, che spasso che è pulmin, adesso vedo, porca miseria. Cos'è un pulmin spasson? Ciao CP. CPP. Andiamo CPP. CPP. CP, guarda che romantici in riva al mare, li vedi? CP, vedi? Ma sì, fanno le cose un po' così, sì. Guarda, dai, andiamo anche noi. Eccola là, che li ha già identificati. Vai, dai. Aiuto, eccola là. Che pirla di cane, guardala. È lei. Hello cane, my old friend. No, scherzi a parte, perché questi sono ubriachi e non sono seri. Allora, Alla partita! quella striscia là, cioè guarda che sta andando su in verticale, non può essere un aereo. Ma sì, un space shuttle, una roba del genere, non può essere un aereo, guarda come va su. È completamente a verticale, dai. Ah, volevi giocare col pacchetto, scusa, non avevo capito, non parli, non parli, se tu parli io capisco, se non parli non capisco, se non parli,
Cagnasso! Ah, cagnasso! Ah, cagnasso! Cagnasso! Ah, cagnasso! Hablai! Cara! Bella come il sole lei! È arrivata la Zoe! Buongiorno! Abbiamo le lunghine da cavallo lui. A faccia la lunghina a cavallo a passare il confine tra Bulgaria e ciao bellissima, ciao. Dai, cosa ci racconti? Ah, stai usando? Ah, stai usando Leca Marco, sì, Leca Marco, no, Leca Marco, sì, Leca. Ti ricordi, sai che appena ci siamo conosciuti mi volevi pinciare la Sony perché aveva, sì, t'ha leccato e anche sì, lecca tutto e perché aveva, sì, il microfono tutto poposo. Ah, come no? Dai! Peste! Ah, Dio, no! Ah, no, mossica! Noi! Cancara! Cancara! Ehi! Come si gira? Ah? Dopo la mia si gira. No, ma è loro... Aia, Marco! Insomma! Oh, canca, cadete! Visti i cocai? Ah! Il cocal! Stava il cocal! Certo che... Scusa? I bar qua parlano tanto del caffettino, ma non arriva via il caffettino. Bravo? Ma perché tu che sempre stesso fa? Italia, aggiornamento per le puntate precedenti. Marco si è già ridimensionato, adesso porta il 10 erbe. 10 erbe. No, il 100 erbe come l'altra volta. 10 erbe al gusto di 100 erbe. Esatto. Conviene, 10% di meno. China! 1000 erbe. Allora, era si sono Comunque Italia, mi dispiace non poterti condividere il gusto di questo non si sa quante erbe, però è veramente buonissimo, complimenti a Marco. Praticamente è come un mercato azionario, un mercato di borsa, no? Le erbe di Marco, cioè salgono e scendono in base all'andamento del mercato. Adesso l'amaro è a 15 erbe, hai capito? Più o meno, sì. Prima era 6, ieri era 100, dipende da come va il mercato, insomma, ecco. L'importante è che abbia il gusto di 100 erbe. Esattamente. Perché siano meno non ha importanza dopo. Io sento l'alcol, le erbe non li distingo molto. Tu senti l'alcol? L'amaro dai 100 alcol. Non devi sentire le erbe Senti l'alcol culturale, tutte ascolta. separatamente, deve essere un tutt'uno Sì. che non riconosci qual è una e qual è l'altra. Un po' poesia, un po' Masterchef, Non neanche se erano 10 li riconoscevo, 7. Quante erbe hai messo? versione Non so, riccettina. io prendo, butto dentro e lascio lì. Ecco, Guarda, ti prende le erbe Cambia la a caso, stagione. butta dentro. Cambia. Begli occhi, cambia da stagione a stagione. Cambia. Cambia. Oh, si è spostata la nuvola, Che bello. Eccola lì. Ah sì, la nuvoletta solitaria, la vedi la nuvoletta di Fantossi là in fondo? Sta, sì, stupenda, sì. Sta nuvoletta qua. No, ferma Italia e ferma Brasile, angolo culturale internazionale. Stiamo parlando della cos'è che avevo detto? Aspetta, Fagiolata. non sono ubriaco. Ah sì, la fagiolata brasiliana, perché mi era tornato in mente cos'è Carioca, quello della Disney. E allora Marco è intervenuto a spiegare cos'è sta fagiolata. Fagioli neri cucinati a parte con riso a parte. Che riso. Il riso quello sudamericano, non il nostro. No, perché poi Siorete qua che vuole fare la fagiolata brasiliana domanda. Basmati non è È il riso sudamericano. sottile, come si chiama il riso sottile là? Vialone nano.
Ma che vialone? Vialone imperiale. Porca cazzo di Bip, 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 bip. Viale della... Viale della Repubblica, dai. Comunque, niente, hai capito Italia come si fa la fagiolata, quella di cos'è, Carioca? Ma no, no, vabbè, continua l'angolo culturale di cui Singano però non è molto d'accordo, perché consumano la fagiolata con la caipirinha. Non è che non è buona la caipirinha, ma no, qui fasioia caipirinha. No, no, adesso. Non c'è patriottismo, non c'è campanilismo, però ragazzi, no, a fagiolata con a caipirinha no. Piuttosto un gotto di rosso coi fasioi, no? A caipirinha. Sì, tachipirina, Ma neanche a tachipirina? Eccolo.